Che manca di rispetto al ragioniere Carmine Cannamozza. A Don Calogero manca di rispetto. Questo domani, quando votate, ve lo dovete ricordare. Alla capa sono venuti che da Cannamozza a fare la campagna elettorale. Ne parliamo dopo. Ho finito, vegno. Aspettatemi fuori. Ah. Mimì! Senti, Mimì, hai già trovato un mozzone, posso provare a fumare? Endo solforo, saltiamo tutti per l'aria. Te lo tengo io. E che non ti fidi? Non ti fidi di tuo fratello? Mi fido. Questo è il tuo. E questo è il mio. Vabbè, ce lo fumiamo. A te ti insegna tutto tuo fratello, non ti preoccupare. allora, Mimì? Va bene, Mimì. E allora, è inutile che parliamo. Io voto a Cannamozza non ce lo voglio dare. Ma non vorrei passare qualche guaio. È così che ti tengono sotto, con la paura. Ma che te pare? Che t'hanno a levare che non hai niente da perdere? Che t'hanno a levare, È un lavoro. In ta cava. Tu chi da miseria che ti danno? Ma che un buon lavoro, chi tu? No, E allora? hai ragione. Minchia. Ah, se non cretino bestia, ignorante e presuntuoso. Lo voto segreto qua, che pure le pelato il culo ci contano, tutto sanno. Figlio mio, in ta casa di Cecino Madocheo, 6 volte ci promisi e 6 volte si c'è a dare.
Giusto è uomo d'onore. E se si impegnò per fare questo favore, ce l'ha fatta. Ma che lo vogliamo trovare? Buttato nella nasciata, con cuore nella mano, io ho ficuto nell'altra mano e le orecchie per cavazza di un scandalo. Porco Giuda, che vuoi fare adesso? Che fu, ti bruciasti, se giù? Mannaggia diavolo, mi bruciasti, sì, brutta scemoneta. Accidenti a Dio. Ma io volessi sapere perché tutta questa pulizia generale per le elezioni. Ma che per votare piede pulite ci vanno, porca miseria. Io non so, questo che si deve votare, come si chiama? Ma sei veramente cretina. Sono 3 mesi che Don Calogero passò a parola. Si impegnò con ragioniere Cannamozza. Io non capisco. Si impegnò io e tu dovevamo votare noi altri. Sì, certo. E io a Cannamozzo lo voto non ce lo voglio dare. Ma perché? Quanto fate voi? Antipatico, ma che te ci deve fidanzare? Dacci il voto e basta. E non ti fare impressionare da quelle di Don Calogero. Sta via. Stanno già apposta per metterci paura. Il voto è segreto. Dallo alla sinistra e nessuno sa niente. Segreto è? Segretissimo. Cammelo Madducheo. Bacio le mani. Te volevo comunicare che è inutile che ci vai a cava cemento. Tanto per te a travaglio non ce n'è più, né ora e né mai. Tu con l'auce hai chiuso. E perché? Lo saccio io, lo sai tu e lo sa per Dio. No. Ma tu non mi dicesti che lo voto segretissimo era? E se vede che segretissimo non è? Per me al lavoro non ce n'è. Non se ne giova al lavoro. Ma città fatosissima gioia e botella e bottana che sumace. Mimì! Che fu, Mimì? Mimì, che fu, ah? Fu che manca pure le dame mi picchiano a me, hai capito? Don Caloio mi jetto la croce sopra. Per me al lavoro non ce n'è, né ora né mai. Ma io me ne vado a Torino. Ma non ti dare il re! Ma siete cornuti, te fedosi! Io lavorare ai cantieri come faccio io, tu trovo io al lavoro! No, non mi vanno! Ma che ti fai? E peggio per loro! Chi è? A Torino! A Torino, al lavoratore, ci danno i denari! E ci fa tanto di cappello, pure Agnelli! Chi lavora a Torino è libero e rispettato! Ma così ce l'avete vinta Inti! Libertà e rispetto dobbiamo conquistare qua! No, niente, me ne vado a Torino! Da, mafia e mafiosi, non ce n'è! Non se ne vedono, faccio dei carognoni come io! Lunga faticare, amicizia lunga, paesani. E siete iscritti a partiti, sindacati, associazioni? No, signore, no. Oh, benissimo. Perché qua se cercate INEM, assicurazioni, curare remitati, io non vi posso aiutare. Io posso aiutare solamente quelli che hanno bisogno di lavorare senza romperci la minchia. Dunque, domani mattina cominciate alle 6. La paga è il doppio di quello che vi pagano già in Sicilia per una giornata di trebbiatura. 500 lire l'ora, bella, pulita.
E se non avete dove andare, papà Giovanni vi può sistemare la pensione a Cenagria. 200 lire a letto vi potete accomodare. Noi dell'Associazione Fratelli Siciliani siamo tutti amici e fratelli. Però dovete fare tutto quello che vi diciamo e senza fare pubblicità. Senza fare pubblicità, capito? Perché io vi sto facendo un favore. Che se dovessi ricevere uno sgarbo, mi dispiacerebbe moltissimo. Ci siamo capiti? Bottatelle. Avanti, muoviamoci. Forza, avanti prima. Andiamo. Ragioniere, cominciate a prendere i nomi. Forza, muovetevi. Forza. Wow, c'è partito. Saluto. Uè, compà. A Torino di giornale un cappello ci vuole. Oh, ma che ti metti a fare i tuoi bisogni? Ma che ti pare che ti paghiamo per pesciare? Se pesce a orario da pranzo. Lavaghiamo, perciò. Andiamo. Minchia, manco pesciare. Capisci in santa pace, non ci dare retta al suo culo rinesciuto. Io pure mi facessi una bella pesciata. Ma in testa, a reggio. Maronna! Cariuno! Buono, Cariuno! Cazzo c'è? Nicola! Nicola, lì. Oh, si fece male? E che saccia, mi pare molto. Ammazza, la sotto botta. E ciò, t'aiuto, dacci una mano, annagate. A Morienne, pezzotti, un lavoro finito, torniamo a Torino. Forza, forza, Morienne. Il gruppo Cenagria sponda, Morienne. Forza. Avanti, Oh, è inutile correre all'ospedale. A me mi pare proprio morto. Ecco ci può da chi? Ma che sta facendo? Che fai tu? E mi giocavo qua dentro quando siete partiti. Maledizione, come faccio staccanare? Io Ma devo affidare! Ma siamo come una donna. Sta avanti, leviamo da mezzo il più presto possibile, fuori. Ma che state Noi facendo? ci davamo lavoro e basta. Lavorava senza permesso, come a te. Chi è qua panaccia se cascavo dall'impalcatura? Avanti, portatelo fuori, che non sappiamo nemmeno come si chiama. E ve lo dico io come si chiama. Sparano Nicola si chiama. E alla famiglia che ci deve dare da mangiare? E ti pigliaste per dama di beneficenza, annoiamoci. Avanti, andiamo. Che non passa nessuno, fuori, uccidilo fuori. E no, alla famiglia ci dovete pensare perché se no... Vede che tu già ci senti i guai, sai. Gratuloggi, soffatoso. Occhio. Vieni. Ma no, fermo! Ma che dove vai, Chiedo stasera la pensione non deve rientrare. Acchiappato là su Canticchio di Panama! Non può farci da scappare! Attenta che tu che fate! Perché io non sogno come Nicola! Perché se mi succede qualche cosa a mia! Certo, maniero da mezzo a chiesto tu! Ci penso io! Aspetta, che sto pesce fatoso che adesso. Parla chiaro, che mo vuoi minacciare? Ma la verità, domani non ho sindacato? Ma quale sindacato? Però c'è scritto a mia moglie con tanto ti raccomandate espresso. E i vostri nomi è tutto. Ah, sì. E c'è scritto a sua mogliere.
Sei poco pratico, picciotto. A me le tue minacce, da qua mi trasano. Io non ti dico da dove mi escono. Con tutto sto traffico, incidente stradale, ne possono succedere tante. Uno più, uno meno. Allora, visto che hai scritto a tua moglie, dopo la disgrazia, mi farò premura di mandarci una bella corona. Ah, moglie, portatelo via. Attenti a quello che fate, perché mia moglie è figlioccia Don Calogero Niccio. E c'è scritto di recarsi da Don Calogero, che se mi succede qualche cosa a mia, a Salvatore Tricarico devono cercare. Ecco, Niccio di Corleone. Oh, cugino. Lasciatelo stare. Senti, dimmi una cosa. E come mai un parente della famiglia Niccio se ne viene a Torino a così? Non volevo dare disturbo. Ma ora, data la necessità. Io va bene. Te voglio credere. Però potevi dire subito alla persona che ti mandava. Salvatore Tricarico non manca mai di rispetto alla famiglia Niccio. Purtroppo ancora non vi conoscevo. Ho preferito stare sulle mie. Mi sarei messo a disposizione per quello che ti poteva servire. Vabbè, se sono ancora in tempo, io avrei bisogno di un posto tranquillo, alla Pirello o alla Fiat. Alla Pirello o alla Fiat. Pareva un pezzo di scimunito. E va bene, malgrado tutte le minchiate che hai fatto, io per ora ti voglio credere. Ti voglio dare fiducia. Comunque, in settimana starai in fabbrica. Te lo dice Salvatore Tricarico. Ma se stai facendo un furbo, per te so cazzo da cagare, picciotto. Cara moglie, ti comunico con questa mia, che da oltre un mese lavoro in fabbrica. Io non sono più Maddocheo Cammelo come quando partì, ma Maddocheo Cammelo metallurgico, che è tutta un'altra cosa. C'hai un libretto, la cassa mutua, insomma tutto regolare che non mi pare manco vero. I primi tempi, a dire la verità, mi sentivo un poco spaesato dentro tutta questa ira del Dio. Ma poi capii che si trattava di tutti i siciliani, calabresi, insomma, tutti i paesani che ho spaesati di mia. Non ci crederai, ma mi ci volle più di una settimana per conoscere un piemontese autentico. Brava gente ce n'è anche qui. Che questi colleghi che ci ho fatto amicizia, parlando, mi fecero capire tante cose. Del lavoro e della politica. La politica, Carmelo. Non è una cosa che tu stai qui e lei sta là. La politica è di tutta la vita, riguarda tutti i giorni. Pensa, se tu vai a comprare un paio di mutande, lì è la politica. Fai una scelta. E se la fai bene, aiuti il cammino di tutti. Se la fai male, aiuti i padroni a mettercela nel culo a tutti quanti. Hai capito, né, Cid? Già mi immagino la faccia che fa me pace. Ma è meglio che ce lo dico io, prima che ce lo dice qualche altro. Non solo mi iscrissi al sindacato, ma anche al Partito Comunista. Porco diavolo, lo sapevo! È finito in mezzo a chi da camorria! In carcere ci finisce, scimunito! Ma che comunista, stronzo è! Ma io non ci capisci proprio niente. Ma sto sindacato qui è? Queste sono cose sovversive. Vero è? Sì, è vero, Cicciotto. Vero è! In carcere vi finisce! Tu che fai? Stem! State zitti, facetemi leggere! Oh, mia cara moglie. Ci guardo che tu vieni qua a raggiungermi come mi scrivesti, ti devo rispondere di no. Le case costano cari, soprattutto per noi oggi meridionali, che ci vedono come bestie, sti figli e bottane. Io vivo in una camera ammobiliata, è una vita grama. Io non ho un posto adatto per portarci la moglie. Uè, te il killati lover. Allora, si fa l'orgia, eh? Dai, muove. Fandi cari baci, tuo marito Cammelo. Alla stazione ti vengono a prendere. E ti sbattono a dormire tutti insieme come maiale. E ti danno 4 soldi fedosi perché lo sanno che tu muori di fame.
È un disgraziato che ci succede una disgrazia. Lo buttano per strada come che è un cane. Io l'ho visto con gli occhi miei. Storie come questa di Mardocheo non si devono ripetere. Più di 25.000 operai del settore edilizio lavorano senza stare in regola con le assicurazioni. Avete finita! Dobbiamo finirla questa storia del Cotimo. Dobbiamo denunciarli i cottimisti. Ma per poterli denunciare bisogna sapere i nomi. E quei disgraziati che ci lavorano sotto non li vogliono fare i nomi perché hanno paura. Ma la paura è proprio come una droga. Non ti fa vedere quello che c'è e invece vedi quello che non c'è. Un momento. Silenzio. Silenzio. Mardocheo Carmelo è un compagno e lui non aveva paura di sicuro. La società che ci lavoraste tu, i fratelli siciliani, a cui è che fanno capo? Cosa c'è dietro? E c'è il nome? Il nome? Mi dispiace, ma io il nome non lo conosco. Mi dispiace. Ma non mi posso dire niente. Porci figli di Troia che sono quelli, c'avevano anche il pugno di ferro. No, roba. Guarda, te non ci crederai, ma io ci ho avuto una paura boia con quei vigliacchi. E voi? C'ho una fame. Te. In venuto anche l'altra settimana a picchiarci, eh. Noi abbiamo chiamato la polizia, ma figurarsi, poliziotti, guarda, sono scappati tutti, non si è più visto neanche nessuno. Guarda la polizia adesso se può evitare le grane. E poi secondo me i poliziotti sono contenti se ci picchiano. Se ci rompono il collo a noi, sono contenti. Ma lo sai che uè c'hanno una faccia di tola. Ma sai cosa ci ha detto sul muso la Violetta? Ci ha detto: te, carina, invece di vendere il manifesto, vendi le castagne, così nessuno ti dice niente. Hai capito che roba? Io mi chiamo Fiore, te? Com'è che ti chiami te? Mardocheo Carmelo. Ma che nome è che è? Ecco il giorno della Madonna del Carmelo. Però gli amici mi chiamano Mimì. Ti chiamano Mimì? Allora dovresti chiamarti Lucia. Che c'è da ridere? No, niente. Ma che faccia! Oh, te, ma ti sei offeso? Oh, ma allora sei proprio terrone te. Non mi sono offeso. Però quella parola non me la deve dire. Va bene. Ma poi scusa, te non sei un compagno. Ma perché mi dai del lei allora? Buona creanza.
Ma se mi permetti, Fiore, tu sei compagna? Oh, bella, ma certo. Però, insomma, c'ho le mie idee. Prima ero troschista. Ciò? Troschista. Sinistra della sinistra. Ah, ma non esiste sinistra della sinistra. L'unica vera sinistra sono 8 milioni di lavoratori del PC. Salute! Poi lo dici come se ci avessi raffreddore. Scusami, ma hai fatto un PC che sembrava uno sternuto. Vabbè, comunque adesso non sono mica più niente. Sul momento non c'ho nessun partito. Sono in aspettativa. Cioè, voglio dire, che aspetto che succeda qualcosa. Sì, perché qua chi vuol mettere le bombe, chi non vuole più lavorare, ognuno ce n'ha una, siamo tutti di sinistra e invece di unirci litighiamo fra di noi, come se il nemico non fosse da un'altra parte. Guarda, sarà che sono una ragazza semplice, come la mia nonna, che faceva la contadina. Ma a me bisogna che mi convincano a me, capito? E insomma, l'uomo non deve sfruttare l'altro uomo e basta. E questa è l'idea giusta. Per il resto, boh, io aspetto. Ma tanto dico, il padrun con le belle braghe bianche in 100 anni ne ho dovuto molare di cose, no? E allora? Io ci credo mica che la Russia diventerà come l'America, dove tutti sono strozzati dalle industrie, dalle macchine, dal commercio, come qui da noi. Non ci credo. E te? Su sti fatti qua, com'è che la pensi te? Io? Vabbè, veramente... Qui per qui io non saprei. E allora io ci ho detto, cara mammetta, io a Galarate non ci resto. La maestra come te non la voglio mica fare, scusa. Ciappo sui miei 4 straccetti, un taglio e via, a Milano, a vivere la mia vita. E la vivesti? Sì, figurarsi, un bel nagot, commessa sulla Standard. Sono mica portata io, no. Poi tanto guarda, è finito tutto in vacca. Già, aspetta che te conti. Quel verme del mio capo reparto, è il mio capo, no? Un giorno mi chiama per il rapporto e vede che c'ho il libretto di Mao nella borsetta, no? Quello rosso, ecco. Lui ciappa su, chiude la porta del suo ufficio, viene e mi mette una bella manona sul sedere, quel maiale d'un porco. Sorride il maialone, mi fa, dice, sta attento, mi dice, o te bellezza, o me la smolli o te licenzi come anarchica. Mica lo smulada, una bella sberlona e via. Ma che bello che qua. Sembra Ide Parche. Guarda, sembra proprio un posto di delitti questo qua. Una roba di quelli lì, aspetta, com'è che si chiama? Una roba di maniaci sessuali. Oh, uè te! Ma che cosa c'hai da guardarmi così? Mi fai fino paura? Uè te, c'hai una faccia che sembri uno che c'ha mal di pancia davvero? Sarà colpa della birra gelata, guarda, certe volte no. La birra gelata... Coppa tua. Mia di me! E perché? Scusami ancora. Per piacere, per cortesia, compagna, ti spiace se ti bacio? Ma... Per piacere, per cortesia. Ma te, me lo chiedi per cortesia? Per piacere. Per cortesia. Scusami, Fiore, ma io fui già volta. Io non potetti assolutissimamente resistere alla tentazione dei sensi. Ma quale violenza, ma per carità, ma quando mai? Modestamente con le femmine risultai sempre gradito io. Ma con te per da Fiore è diverso perché tu mi piaci come non mi piacque mai nessuno. E ora non mi puoi rifiutare, Fiore, ora non mi puoi dire di no, ora. Invece ora ti dico proprio di no, perché che mi hai preso? Ma rifiuti? E perché? Qualcuno ti ha raccontato qualche cosa dei miei confronti? A me? Ma chi ti credi di essere tu? Ma chi è che ti conosce? Fiore, dimmi la verità. Qualche malalingua ti ha riferito? Che io sono maritato? Ah, immaginarsi adesso. Vengono tutti qui a parlarmi di lui, tutti quelli che incontro per la strada, ma sta attento te, Catania. Me, del tuo matrimonio, non me ne porterebbe un fico. Figurarsi se io mi farei bloccare dal sacramento, sì. Che tanto non sono neanche d'accordo. Poi guarda, per me, libero sposato è lo stesso. Tanto la ragione è un'altra. Io all'amore ci credo. Per me, l'è una roba seria. No, io ti sembro allegro? Serissimo sono. Io dall'inizio non capivo, ma credo che cadi innamorato di te appena te vedi. Te? Io no, oh bella. Fiore? Fiore, aspetta. Non mi era mai successo. Io manco ci credevo all'amore. Lo consideravo una scemenza di femmine. Insomma, un'esagerazione di sentimenti languidi
Invece adesso mi ci sento proprio Mi male. dispiace per te, io mi sento benissimo. Ma perché? Ma che cosa mi rappresenta questo rifiuto? Prima mi parevo che ti piacevo. E allora, anche se mi piacevi, sono mica innamorata, scusa. Ma io sto male, in fondo che cosa ti costa? Io soffro, fammelo per favore. Oh, e te, ma sei matto, sì. Figurarsi se ce lo faccio per favore. Ma sono mica robe che si fanno per favore queste qua, eh. Io sono anche vergine. Vergine? Ma nel senso dell'oroscopo? No, carino, proprio nel senso quello giusto. E non fare quella faccia lì perché te la due sberle, ve. Un altro di quelli che non ci credono, questo qua. Vergine, io mi compiaccio, ma vedi, è che qui nel nord c'è una grande confusione. Non si capisce proprio niente. Ma che faccia è che ci avrò alla fin fine? Oh, ma guarda che mi tocca di stare lì a spiegarlo a tutti. Poi guarda, non c'è neanche voglia di stare lì a contarla su, tanto figurarsi, sì. Un po' che non mi No, credono, senti, scusa, sì. Viola. Un po' che vogliono le prove, oh, ma fa su una testa in sci, che su matta, che su frigida, oh, ma io la penso come la penso, capito? Ecco, io al matrimonio non ci credo, ma l'amore sì, e lo voglio fare soltanto con l'uomo che amerò, quando verrà, guarda, a costo di aspettare 50 anni. Capito? Se no a me mi sembra delle gran porcate quelle robe lì. E allora lo sai cosa ti dico, Catania? Te con me Nisba. Adesso ciappi su e mi scancelli, ce l'hai la bici. Ecco, pedala, aria, anzi fa un'altra roba, va all'inferno! Terum! Ma facce te! Cretina!
E se quest'insano amore vi portò a non avere più rispetto di niente, io se sogno uomo, giungare lo devo. Anche se dopo potrebbe anche darsi che per mia. Non lo so come va a finire. No, non mi dire niente, Fiore, non mi dire niente. Scusa che non ti posso guardare perché se ti guardo, io sono convinto che tu hai ragione. Tu sei giusta, Fiore. Una donna deve essere solamente dell'uomo, solamente quando che ci vuole bene. Quando a me bene non me ne vuoi. Io lo so, perché quando guardi i tuoi occhi che non guardano niente, che sa che guardi, ma tu non guardi a me. Io ci penso quando tu dormi di notte, che chissà che sogni, ma non sogni a me. Non mi puoi volere bene, Fiore, perché se mi volessi bene non mi faresti tanto male. Purtroppo tu non mi ami. E tutto questo amore che ti porto io, grande, disperato, inutile, è solo mio e non tuo. E perciò me ne vado, Fiore. Non sentirei più parlare di Carmelo Mattorio. Ma no, dai, che anch'io ti voglio bene a te. E te ce l'hai fatta. E dai, insomma, chi la dura la vince. Ecco. Non ho capito bene. Che cosa mi hai detto prima, Fiore? Che cosa mi hai detto? Ma su, dai, porca miseria. Madonna mia, Fiore. Ma l'hai capita giusta. Ho proprio detto che ti voglio bene. Guarda, Fiore, che se stai scherzando. Tu mi fai una cattiveria. Ma chi è che scherza, porca vacca? Ormai ci sono caduta. Sono proprio innamorata, testù. E ti voglio a te, come te vuoi me. Per questo mi ho dato via quella scianfora lì. Perché questa qua sarà la tua casa se te vuoi. Fiore. Vuoi te, aspetta un momento, attento. Perché per me, sì, insomma, questa qua è una roba grossa. È importante. Perché ecco, io e te, perché per me è tutto. Oppure ciao, niente, pazienza. Sì. No, te, ascolta. Pati chiari, amicizia lunga. Perché, uè, guarda, se soltanto te la tocchi un'altra donna, anche la tua moglie, me non mi vedi più. Perché finché dura l'amore, io lo voglio perfetto. Se no preferisco niente. E adesso lo giuri, E come no? E te lo giuro. E come non te lo giuro? Ma allora, ma che cosa lei che si aspetta? Mi sembra impossibile. Dolce, Carmelotto, Cicciotolo, Ciccio. Fieruzza. Fiore. Appena mi passa io ti massacro. Ti massacro d'amore.
Mio caro sposo, ti sciagguaglio con questa mia che tuo padre si rifiutò di pagarmi il viaggio per Torino. E di conseguenza mi mise a cercare lavoro per pagarmelo da me medesima. E chi ti scrive non è più Rosalia, ma Rosalia Maggioché operaia, che come dici tu, è tutta un'altra cosa. Lavandaia super veloce a catena, personale esclusivamente femminile. Tu puoi stare tranquillo. Come pure ti comunico che cominciai a fumare e che con tutte le precauzioni morali e materiali Elenuzza mi imparò a portare un motociclo e subitamente diventai guidatrice provetta, che se tu me lo permetti, col tempo penso di comprarmela giati. Non ti dico, caro sposo, chi duca mi dice tuo padre. O te cosce ti si vedono, schifosa, buttana! Uè, ma che cos'è che ti sei messo in testa? Carmelotto! Carmelotto. Rispetto, Fiore. Tu devi imparare ad avere un po' più di rispetto per me, hai capito? Ah. Ma io a te non ti capisco mica, beh. Ah, scusa, c'ha dei ricciardi così belli? Ma che cos'è questa fissa del capello liscio, E perché non ti piace sempre? Ma non vedi che sei di Gastone Papero, il cugino di Paperino? Io se sono Gastone Papero, il cugino di Paperino, no, il cugino di Paperino. Tu femmina sei. E non ti devi occupare dell'eleganza maschile. Tu sei nata per fare la maglia e per fare queste arlecchinate che mi costringe a portare. E inoltre sei nata per fare l'amore. No, con la rete in testa. Ma come, non ti sembra Rodolfo Valentino? Ma poi sono le 10 la marcia degli edili, non me la voglio mica perdere, E perché non te la vuoi perdere la marcia degli edili? Oh, bella, ma perché non si può mica smollarli così, quei poveri compagni edili, scusa? Dice che ce ne saranno 30.000 sulla piazza. Pensa che bello, 30.000 edili tutti sulla piazza, Io sono un metallurgico e in piazza ci vado coi metallurgici. Ah sì? Vabbè. E io invece, Ciccia Bubù, ci vado. Io Ciccia Bubù un cacchio. Tu come femmina di metallurgico non ci vai. Tu con me devi essere solidale, non con iddi. Che manco li conosci, che ne sai tu? Sei compagni edili, capirai. 30.000 lazzaroni di siciliani e calabresi. Approfittano, non altro che marcia, approfittano della confusione per toccare le natiche alle femmine. Ma dai, ma non sarai mica geloso di 30.000 edili, Che cosa c'entra? Io contesto la manifestazione dal punto di vista politico. Ma dai, su, raccontala tutta, dillo tutta, giusta, È che ti vergogna dire che sei geloso marcio, Ma che ci posso fare? Se penso alle masse di edili che ti guardano il sedere, mi sento impazzire, ma non è mica bello essere geloso così per un comunista. Se no dov'è che si va a finire? Ma dico, non posso mica uscire col velo sulla faccia, come una turca. Come una turca? I turchi. Che c'hai a dire contro i turchi? Tutti a criticare questi poveri turchi. Invece i turchi era gente con la testa sulle spalle. Perché conquistarono tutto il mondo? Per forza, la moglie velata, chiusa dentro casa e potevano combattere tranquilli. Ma sei proprio tutto matto, te. Hai ragione che sono innamorata marcia. Va bene, il signor sceicco. Questo qua è l'harem e mi sulla bella sultanina. La sultanina? Adesso Fiora mi fa la sultanina. Fammi la sultanina. Oh, quando si inventa, Fiora. Con tutti quei colori mi sembri una farfalla erotica. Oh, quando si inventa. Come ti prendo, dove ti prendo? Ecco, l'ho preso. Al telefono, scilla al telefono. Pronto, chi parla? Qui parla Cammelo, ma tu che non mi pare solletica, là chi parla? Cataria? Rosalia? Porco, vada via, ciatti e la TV. Ma come? Me ne frego io. Ma te che cos'è che ti credi te? Che ti mando a Catania da tua moglie perché ti presenti qui con la TV, Porco d'un porco! Ma è più di un anno che non mi vedono a casa, 3 giorni soli. E 3 notti. No, 2 le passerei nel vagone del treno, una. E allora? Una notte nel letto con una donna.
Ma è mia moglie. E allora cosa mi interessa a me? È sempre una donna, no? Fiore, ma quante volte te lo devo dire che per me Rosalia non è una donna? Guarda, è come se mi fosse zitto. Allora vado via, ciao, te la zia, siciliano dell'ostrega. Te a Catania non ci vai mica, te non ti muovi di qui, levatela dalla testa Catania, capito? Brutterun che te se mingalter. Io e te, finché parli di partire, non si mangia, non si beve, non si dorme. Io e te facciamo l'amore, così impari, carino. Io ti massacro io, ti faccio vedere io, ti faccio. Io e te ti riduco come uno straccetto. E te ti faccio passare anche la voglia di chiedermelo. Altro che Catania, ma Scalsun, te capì? Io e te si fa l'amore finché te burrangioi, babbo della stanchezza. Te fumuri con l'esaurimento nervoso. Chissà che faccia farebbe la tua moglie se mi vedesse. Poverina. No, voglio dire che io sto per avere un figlio da te e lei che è la tua moglie non ne ha avuti proprio per niente. Ma che significa, moglie? L'amore fu. Il figlio viene quando c'è l'amore. Sì. Vaccia non può raccontare tutte quelle poverette di ragazze madri che si beccano il bidone dallo studente di passaggio. I figli vengono quando ci pare. Ma che cos'è che succede là fuori? Ma no, niente, un'altra dimostrazione, le solite macchine. Orifie, con questa neve qua. Ma perché non mi racconti più niente di quello che fanno i compagni? Non so più niente. Come va la lotta? Ecco, te do un calcetto, un calcetto. Nicu, picciutetto. Dommi, come un uccettuzzo dentro al nido. Dommi, nemmeno un zuppetto, dommi. Cauto. Che poi ci pensa tuo pace, combaci tutto quello che c'è di bisogno. Ti compro la macchinetta per fare frullati e poi ti compro il ciciclo. Non è neanche nato, già lo vuoi inserire nella società dei consumi. Ma come vuoi che vada a finire? Che invece di cominciarci a imparare a camminare ci facciamo prendere direttamente la patente, A mio figlio non ci deve mancare niente. Perché deve avere tutto quello che non ho avuto io. Non deve essere mio figlio. Vedete, champagne, roba di qualità francese. Vado a prendere un'altra bottiglia al pastisotto. Oggi non vado a spesa, dato mio figlio. Torno subito. Ma non vuoi niente, non sparare, non faccio niente, non fa piacere, per cortesia non sparare, perché tanto te lo giuro, io non dico niente, non so niente, fa piacere, per gentilezza, sii gentile, non sparare, per piacere. Carmelo Mardocheo, mi dispiace. Carmelotto, oh Madonna Signora, il minuzzolo. La la ri la ra, la la ri ra Ah, è tornato in sé. Beh, l'ha scampata bella, giovanotto. Se n'è cavato con una semplice scalfettura. Colpo di scisciofo. Vada, signora, stia tranquilla che non è niente. Tiratelo su. Ma non è mica niente, dai. Dateci un cognacchino, va. Giovanotto? Giovanotto, faremo un piccolo interrogatorio così alla buona. Dunque,
Credevamo morto anche lei. Oh, buonasera, eccellenza. Questa volta abbiamo un testimone oculare sopravvissuto. Ci dica com'è andata, ci racconti bene i fatti. L'assassino lei l'ha visto in faccia, per forza, no? No, purtroppo non so niente. Non mi posso dire niente. Non vedi niente. Sono entrato e sono svenuto. Ma l'assassino potrà almeno descrivercelo. Mi dispiace, non mi posso aiutare. Non so niente. Mi sento poco bene. Di Mardocheo, alle riunioni del sindacato, vi stiamo ancora aspettando. Laslo, vuol far carriera, ma mica più dei nostri, è passato dall'altra parte. Ma quale parte? Da parte dei padroni! Ma che andate cercando? Sì, signore, io lavoro e cerco di fare sempre meglio. Devo pensare a mio figlio io. Ma i figli ce l'abbiamo tutti, porca vacca! No, è che c'è chi si fa i casi di tutti e chi si fa i casi suoi e basta! Buon lavoro, Eccolo. Mardocheo? Lei qui in 25 finisce, la sua domanda di trasferimento è stata accettata. Va a fare il caposquadra alla nuova raffineria di Catania. Ma che domanda? Io non faccio nessuna domanda. Giovanotto, questa è la sua firma o sbaglio? Ma come può essere? Io questa firma non l'ho fatta mai. E ce lo posso giurare sulla testa di mio figlio. Senta, giovanotto, questa storia che abbiamo falsificato la sua firma, dia retta a me, la lasci perdere, né? Se poi lei per ragioni sue non desidera più recarsi a Catania, faccia come crede. Per noi è stato cassato dall'organico, l'uma già il rimpiazzo. Già. Quindi per noi lei ormai è già a Catania. Oh, vale proprio bene la tua città. Chiudi, pazza. Ma che te vuoi proprio fare notare da tutti? Ma scusa, non trovi un filino di esagerazione, amore? Tu non hai capito che da disgraziata che me moglie, se ci vede, spara. Qua anche le mura c'hanno occhi e orecchi, soprattutto quando si tratta di certe cose delicate. Sciscia, bubu, sciscia. Che può essere? Boh? Chi è che è? C'è il signor Mardocheo Carmelo. Non ci sono per nessuno, diccelo. No, non ci sta mica qui, chi è lei? Non ha importanza. Dica al signor Mardocheo che è il direttore generale dell'impresa e ci vuole parlare. Mio cugino Salvatore Giacarico mi pregò di occuparmi di te. Noi non dimentichiamo mai gli amici. Allora fu lui a farmi trasferire. Ma perché? Perché ce l'ha con me? Ma non ci bastò di avermi sparato in testa, eh? Fu un errore. Ti chiedo scusa per lui. Perché lui non sapeva fino a quale punto si poteva fidare. Ma tu ti sei dimostrato picciotto d'onore fino in fondo. Per questo ti fece trasferire. Ora qua puoi fare una buona carriera, la raffineria. E di dovere è stato avvertito che tu sei persona nostra. Ecco, è proprio questo che non mi va. Perché io non ci voglio avere a che fare con voi. Perché io sono diverso. Io credo nella gente per bene, nella gente che lavora. Io per tua norma e regola, piccettetto. Io ho lavorato sempre. Tu che te credi che tutta questa roba qua si fa a parole? Non lotta, sangue. È un lavoro per tanta povera gente. Ma no, per piacere, per cortesia, non parlate della povera gente, voi, la povera gente. Sì, la povera gente che voi l'avete sempre sfruttata, la povera gente.
E come? Se no come facevate a fare tutta questa grazia di Dio? Bruciando l'aranceti per costruire sto schifeo di 2 camere e cucina 900.000 lire di anticipo. Perché non si sa come si fanno le lezioni, qua da noi poi. Ma sì, sono proprio quelli come voi, a portarci l'acqua con le orecchie. Servo dei padroni, sì. Quelli che tu chiami padrone ci fanno ide da serve a noi. A questo ci avevo mai pensato, scemonito. Servo dei padroni. Ma non da dare che io lo so di che pasta sei fatto tu. Tu hai visto il coraggio di ricattare a Salvatore Cecarico, ma non lo denunciaste né al sindacato né alla polizia. E perché? Perché dentro sangue tuo lo sai benissimo che di noi altri ti puoi fidare e della polizia no. Quindi tu stai da questa parte e non da chi te. Ricordatelo. E lasciali perdere le idee della sinistra. Io sogno del comunismo, che non è roba per te, è per tutta la gente nostra qua. Qua i padroni servono. Qua bisogna rimettere a posto le cose. Ma che volete fare? Un colpo di Stato? Non c'è bisogno. Qua chi ci sa fare può prendere in mano la situazione così. Che ci vuole? Un pugno di professionisti. 2 o 3 mesi di scippi, di rapine, di ratti. Qualche bomba da attribuire agli anarchici. Un po' di pubblicità contro quelle che da Roma danno fastidio. E il gioco è fatto. La gente si sta precipitando in massa a chiedere protezione e ordini. E noi gliela daremo. Bei sistemi. Sistema di politica sono. Te l'ho detto, qua ci vogliono i padroni. E quando sarà il momento avremo bisogno di gente giovane, di fiducia. Come te. E no. Sopra di me non ci dovete contare. Scancellatemi a me. Bacio le mani. Niente, picciotto, non ti serve per comando. Siccome c'ho un poco di sciatica, che non mi posso calare, mi sono caduto 100 lire. Se ti spiace, devi raccogliermele. Te lo chiedo per piacere. Bravo. Pappalato, se vuoi entrare a salutare Mardocheo Carmelo. Ma come, non ci fa... Squadra a pedali! Ma che cos'è che facciamo? E darrane in lavative? Scattare! Uè, capo squadra, che stiamo sotto l'armi? No, state a posto tu! E tu, vada come parli, che a me se gente mi stanno caponaso. Dormi, mimizzo. Amore, dov'è che te lo metto il tuo Lenin? Te lo metto qua sul letto? Madonna, come mi guarda male, che tu. Sembra che mi sta sempre a predicare. Mi fa venire l'urto dei nervi. Mettilo lontano, mettilo dove ti pare, mettilo lontano. Va bene. Certo, che l'è proprio bella questa Sicilia qua. E la gente, come mi piace. I bambini sembrano delle olive. C'hanno degli occhi grandi, neri. Poveretti. Ho visto tanta miseria. Certo, se non ci siete voi,
Ad aiutarli, sì, voi che avete viaggiato, dico, che avete visto tante cose su nel nord e vi siete aperti la testa. Perché poi rifiuti, se no, non sanno mica come fare per difendersi. Amore, devi andare a casa. Su. Santa croce di Dio. Rosalia. Ti sente male, Memmenuzzo? L'esaurimento, mi dispiace. Ti prendo l'aceto? No, zitta, che ti sentono? Non ce lo voglio fare sentire perché si possono preoccupare, poveri vecchi. Ma è da tanto tempo che mi sento poco bene. Mi dispiace per te, perché non hai manco la forza di fare il mio dovere coniugale. Mi sento debole e debole. Non me ne importa, Memmenuzzo. Però mi giurare una cosa. Che a Torino non mi tradisti. Io? Ma manco col pensiero. A Torino sempre tra uomini stavamo. Come alla guerra. Però sta bene tuo marito, non se nota niente. E che se deve notare? Niente, pensavo. E non pensare che è meglio. Ma lo tiene sempre l'esaurimento? Troppo sì, la debolezza diventò permanente. Certo, pure te, mischina, a tenere un marito così. Un vero romanzo fu, da lei a raccontare. È l'autunno caldo. Ci partecipaste, Mimì, eh? Beh, più o meno. Ma lo sai che ci avessi a parlare tu con i compagni? Per aprirci la mentalità. Ma insomma, non lo salutiamo nemmeno. Allora, che figura faceva? Almeno un saluto solo avessimo a fare. Io non ci vengo. Queste cose di sesso sono delicate. Saranno malignità, ma una chiacchiera fa festa a nascere. Beh, monine, che No, non posso. La prima è domenica libera e ci vengo, non ti Va preoccupare. bene, ma non sparire un'altra volta. Ti aspettiamo, metallogico. Ciao. Come niente? Ah, niente, sciocchezze. Quali sciocchezze? Ah no, che ci mettiamo a parlare qua? Quando ci troviamo da solo a solo, queste cose è meglio discuterle. Io 5 minuti ce li ho. Ah! Arrosazzo fottuto! Il rumpacalina! Mai mi potevo immaginare come prendevate per frocio, a recchioni, e per vettita mia. Oggi. Guarda, mamma, te lo giuro, non ci credete mai. Zitto! Muto! Silenzio! Questo oltraggio dovesse essere lavato con un coppo dell'opara. Ma io uomo civile sono. E non caprone come a voi. Trasite in macchina. Entrare in macchina. In macchina! Ma che vuoi fare, nemico? Silenzio! Trasite in macchina. E trasa! Trasa! O poi è rosa mia. Ci segue nessuno? No, sta tranquillo. Sentitemi bene, quello che state per vedere ora, dimenticatevelo. Ne potrebbe andare della vita. Di chi? Non si sa. Ma raccomando, la cosa è delicatissima. Non dobbiamo dare negli occhi. Dividiamoci a gruppi di 2. Fuori.
Nudo. E se non lo feci la colpa fu vostra. Nostra. Sì, signore. E la vostra mentalità retrogradita. Perché quella povera Rosalia è una bravissima donna. E con che cuore avrei potuto abbandonarla, sapendo come voi oggi considerate una femmina divorziata? Tu te la sposeresti una femmina divorziata? Siciliana no. Ma americana e abbiente non escludo. Mimì sì che è un uomo, eh? Metallurgico, automobile, moglie, figlio e concubina. La perfezione. Ciao Pasquale. Ciao. Pasquale? Ufu. Pasquale, senti, è successa una catastrofe. Disastro. Oh, Pippi! Mimì, dobbiamo parlare! Non esci di 5 minuti! Sono cose molto riservate! Riservatissime! Allora, che mi dovete dire? Una cosa molto delicata. Delicatissima. Di che si tratta? Mimì, tu sei un uomo che ha viaggiato, che conosce il mondo. Come si dice, sei uno che ha corso la cavallina. Ma di che cavallina stai parlando? Pasquale vuole dire che la vita ti fece trascurare certi doveri, certi impegni morali e materiali. A che cosa vorresti A illudere? Rosalia, la tua moglie allude. In che senso? Meschina, la restaste sola qua, tu al nord, anche quando tornaste avevi sempre che fare, e ite sempre sola. E vabbè, sempre sola. E che cerca compagnia? No, è che, non è che... Avanti, parlate chiaro. Che mi mandano Rosalia perché ci hanno raccontato qualche cosa di me? No, è che, insomma, tua moglie Meschineggia. si sentì trascurata e... Misera. Ma che ci fai da suggeritore, tu? Zitto tu, Pasquale. Dicevo, si sentì trascurata, così, senza figli. Senza figli. E se non vennero, colpa mia fu... No, ma c'era l'esaurimento. Insomma, tua moglie non si sente felice. Rosalia. Beh, mi dispiace. Io a Rosalia ci voglio bene. Si dimostrò buona moglie, operaia operosa e per essere una siciliana nata qua una ragazza moderna. D'altra parte Rosalia, per certe cose, e ora non vorrei scendere nei particolari intimi matrimoniali, ma non ci è portata. E, come dire, una donna tranquilla. E beh, ora si sente sola. E si sente sola, che ci posso fare? Insomma, fatemi capire. Esattamente che cosa vorrebbe? Un vecchio? No. No. E come no? Già, gravida. Ah. Da 3 mesi incinta. Successo, Padaracchio. Ora lo sai. Tu sei un uomo intelligente, metallurgico, comunista. Le tue colpe ce l'hai anche tu, quindi non ti mettere a fare compare Tureggio. È arrivato il momento di sistemare le cose. Vi accomodate a divorzio, non divorzio, senza tragedia, con stima reciproca. In fondo è meglio pure per te, no? Puoi dare l'esempio di come ci si comporta in certe case, da uomini civili, senza tanta stupidaggine. Quando andò a scuola guida meschina, un tale si innamorò, lei resistette e tu tenevi l'esaurimento, lui insistette e lei cadde meschina. Fu solo per una volta, ma purtroppo... Spengo io il nome da Mazzocheo, ma la femmina! Quindi fermati, un comunista non si comporta così! Ma vaffanculo del comunismo, ma che comunista connoto sono! E che ci vado a piedi? Fermati, mi so pedissimamente, vai a uccidere! La caglia di vedere, spedosa! Fermati, Mimì, fermati! Mimì, fermati! Ma perché? Caglia! Trascinaste in tuo fango l'onorato nome della famiglia Mazzocheo! Il nome di
di mia pace! Mi vuoi ammazzare? Sì, signora, perché devo lavare l'olio. L'olio devo lavare. Ma sta minchia è scialle! Io levatelo! Certo è, tanto sono Rai. Pagare devo! Hai ragione, Mimì, hai ragione. Non mi dai ragione, Santa Croce di Dio! Non mi dare ragione! La scritta chiarosa, che femmina e quindi ancora più gioia da te! Non mi dare ragione! Non mi dare ragione! Che se mi dai ragione non hai più la forza di fare niente! Brutta maiala traditrice! Ma tanto uccidere te devo! Posso vivere steso onorato io? No! Posso vivere con nudo io? Ammonini, schifosa, confessa, come cominciò, come un fu. Prima di morire, confessa. Tutto voglio sapere. Andai a pigliare a patente. La patente è bottana. No, di scuola guida. C'era io, con divisa, sottufficiale di finanza fino a Chiara Miccare, brigadiere. Teneva sempre caramelle di miele. Me le offrì. E così. E come così? E tu offrì le caramelle di miele? Che ti diresti sulle sottane? Ma come ti permetti? Si innamorò. Come non fanno si innamorò? Piangeva. Cantava sempre un corno zingaro. Io resistetti, ma più resistevo più cantava. Finché, la mattina che ci fu a sparatoria che spararono consigliere comunale. C'ho ricordo consigliere comunale che ci hanno murato un tuo cemento. Ma che me ne importa tuo consigliere comunale in tuo cemento? Dove fu? La cabina della gru. In una cabina, la gru. Era di quando io canteri, pioveva e ci riparammo in cabina della gru. E tu, la mia signora, si fa ingravedare in una cabina della gru? Ma io lo devo ammazzare subito, che sta feto sei. No, non è in Spagna, non ci sono di mezzo creature innocenti. Ma perché pure sposato è? E ave figli magari? 5. Ah, benissimo. Ma Rosalì, ma che minchia di tradimento, mi fai proprio cascare le braccia. Con uno che fa un finanziere, che ave 5 figli, dentro la cabina di una gru, e che si chiama pure Amilcare. Era tanto gentile, soprattutto quando seppe la tua disgrazia. Ma quale disgrazia? La malattia. Insomma, la debolezza. La debolezza? Ah, ci dicesti pure, il particolarmente, Ora che ci dicesti? No, l'avevo sentito dire. Io ce lo negai per non ti fare brutta figura. Ma poi mi fottò il cinematografo, mi fece vedere il film a Ballantone. Io ce lo dovette confessare. Allora non solo per connudo, ma un governacchione mi vuoi fare passare. Una testa di minchia in divisa di finanziere. E certo, fai comodo suoi, tanto il marito è Recchione, fai comodo suoi lo stronzo. Ma io Recchione non sono. Io se non ebbi contatti cannali con te, perché mi fai schifo, primo. E secondo, ebbene sì, è tempo che si sappia. È perché hai un'altra femmina bellissima e che facciamo al lavoro anche 10, 15 volte di seguito, giorno e notte, perché ci piace. Altro che Recchione. E inoltre, vedete un figlio, maschio, bello come il sole. Ugo, e tu? Il mio nome quel figlio bottana non lo deve portare. Io invece lo porterò per svergognarti davanti a tutti. Schifosa. Neanche se mi dasse 100.000 lire al mese ci fate adottare, tu bastardo. Figlio di ignote va a crescere, figlio da prostituta. Mentre il mio Maggioccheo sa va a chiamare, perché te ne ritrediesco tutti. Invece non si chiamerà in nessuna maniera, perché io ammazzo te in taccauci. Maggioccheo, Amilcare come io, il Maggioccheo con Mattia.
paese non si fanno mai fatte loro. Un amico che ci vuole molto bene ha saputo che vi hanno commesso uno sgarbo e che dovete avere soddisfazione. Di conseguenza vi state mettendo a vostra disposizione. Per fare che? Questo me lo dovete dire voi quando avete preso una decisione. Avete detto agli esecutivi ai particolari pratici, ci penso io, modestamente sono un professionista. E dite a Covamanna che non hai bisogno di niente. Peppino, Iammonene. Sei sicuro che te lo mandò Sbitoce Carico? E chi me lo mandò? La Befana? Pure il killer ci mancava. Certo che Rosalia se lo meriterebbe. Ma vedeste dall'avvocato che carogna? Su me minuzzo si vuole vendicare. Fermo già, resta Chiggio. Non ci lasciò un solo momento. Ma tu lo sai, quei Sbitoce Carico ha messo sotto le Mio messanze figlio, di... figlio è bottato. È il figlio di quello stronzo in divisa che mi cresce dentro casa, portando il nome mio. Con tutti che mi ridono dietro. Ma tentato con noto. Ti stavo dicendo. Ma tu lo sai, quel Vito Carico ha messo sotto le massanze edili e sta diventando un pezzo da 90. Che se non stiamo attenti, fra 2 o 3 anni ce lo ritroviamo anche consigliere comunale. Dice che uno che non discute leva direttamente l'immenso. E che non lo so. Conosco la famiglia. A Torino il cugino sparò a 4 persone, lo vedo io personalmente. Tu, testimone oculare, glielo denunciaste. Ma io mi faccio i fatti miei. Ma che vuoi tu da me? Sempre a criticare. Ma dimmi che tu hai a fare e che tu che non hai a fare. Ma così tu? Ma che ti credi di essere? Niente sei. Sei un uomo di niente. Tant'anni che lavoro e c'hai una pezzente gola con quel camioncino e con le idee di sinistra. Un fallito sei, un poverazzo. Tu per devi lasciare in pace. Ma vattene, va. Ma come conosci a te? Disgraziato. Avete bisogno. Fanno culo. Io Barzoletta, sono Tommaso, passo marciapiede in vetta, e avendo un coppo facile e bravo, che sennò quando venga per un uovo ne mazzato. Betta, quando sei betta mi fa impazzire. Impazzire mi fai con quest'occhio di fuoco quando te posso vedere. Ma non mi mettete scorno da vicino a sti creature, pappavallo. Beh, ma sono mesi che ti guardo, che ti seguo, che ti adoro in silenzio. Ora non posso più tacere, voglio un appuntamento. Quando? Ma da vende, ma che chiama gente? Fa che te pare, ma io non posso più resistere. Dai a baciare, dai a carezzare, dai a struscicare tutto. Ma insomma, perché mi ha pigliato? Io sono una madre di famiglia. Ma che vi volete compromettere? Da vende disgraziato. Voglio un appuntamento. Mai. Tanto non mi sfoggerai. La signora Finocchiaro, sono un parente. In fondo a destra. Obbligato.
Tu mi fai diventare pazzo. Gesù Giuseppe Sannane e Maria, ma voi siete pazza veramente? Ma che vi volete compromettere? Tu mi fai morire. Iate venne, lasciatemi la mano. Ma che resta comprenso? Lasciatemi la mano. Iate venne, disgraziate, ma come vi permettete? Te l'hai detto. Tu mi fai bollere lo sangue. Io ti devo parlare. Dove? Quando? Zitte che mi guaiate. Per piacere, nulla di. Che me ne cacciano, io sto lavorando. Io non mi muovo da qua finché non mi dici dove e quando. Ma che guai ha già passati oggi? Un e quando. Ma tu vedi che guai ha già passati? Un e quando. Ma che ghiade cercando? Ve l'ho detto, questo è un amore impossibile. Un e quando. Va bene, per carità, basta che veniate. Se prima rimane alle 4 a San Nicolo. Alle 4, domani, alla chiesa di San Nicolò. Amore. Oh, Madonna mia, veramente sono 3 mesi che mi corteggiate. Oh, Gesù, Giuseppe, Sannane e Maria, io non me ne avevo mai accorta, ma che scema. Io capisco il vostro sentimento, l'amore è cieco, ma io sono una donna molto seria. Io voglio dicere no, ma non per quel fedente di mio marito, perché chi gli sa merdarsi qualunque schifezza. Ma voi sapete chi mi ha fatto a me? Rappiato meglio fiore della mia gioventù, della mia virtù. Me l'ha scarpesata, me l'ha sputata in coppa. Perché ha approfittato che era una guaglione e teneva 18 anni. È venuta la torre annunziata che faceva la guardia di finanze. E perciò mi ha disignorato. Si è approfittato che era una guaglione molto calda. Io sono napoletano, tu mi hai capito. Beh, se non veniva a abbonarmi papà, con il rivolver in mano, che io non volevo più sposare. E con tutto che teneva 18 anni, era incinta. Che il gran fedente non volevo più sposare. Dopo che mi ha scarpesato l'onore e la purezza mia, sto defendente, mi ha fatto fare 5 figli, una appiessanata, una povera femmina come me, come da fare? Tu mi hai capito? Ma io non so perché, ma io penso che Achille a me mi odia. Eh sì, perché Achille era diventato troppo fedente, assai più peggio di prima, mai un pensiero, mai una parola d'amore, mai un rigaluccio. Io ci tengo assai, io tengo un cuore troppo romantico, e per questo ti capisco. Tu veramente mi avete sognato tutte le notti? Sì, signore. Questa è un'infatuazione, voi siete giovani, belli. Io sono gattulelli, ma sono poco appesantita. È proprio questo che mi piace di te, Amalia. Non lo sai come ti sogno io la notte, consentimi. Nuda, grassa, bella come la luna, tonda e popputa. Ah no, ma vi sto piano, troppa conferenza, mettete in mano a posto, ma che sta facendo, un rattuso? Io sono stato chiaro con voi, questo incontro deve essere solamente un'esplicazione platonica. È stato un momento di debolezza. Perdonami, Amalia. Non succederà più. Te lo giuro. A me non è una vita. Ma che vita? È proprio una schifezza. E per questo, solo per questo, mi sono abbandonato oggi per questo momento di sogno. Cago Tito, Carmen, per questo mare, con questa musica, a danzare in dei bracciatori, ma non mi chiedere di più. Tu hai capito, Carmen? Voglio vivere questo ricordo pure appassionato. Amalia. Alla fine lo disco, portami a casa, sarà l'addio. Tu mi fai morire. Tu mi fai morire a me. E guarda, va male. Che pensi di me, Carmelo? Zitta, amore. Chiudi gli occhi. Abbandonati. No, lasciami! No, la binda no! No, lasciami! Non voglio la binda, no! Lasciami! Come sei attento, mamma mia! Lasciami! Ma sei peggio in vita! Ma lasciami stare! Lasciami! No! Non voglio la binda! No! Lasciami! No! Lasciami stare! No! Non voglio così! Lasciami stare! Disgraziato! Ma senti!
non ti amo. Ma tu che stai dicendo? Tu stai pazziando. Ora che ti ha già ceduto. No, tu scherzi. Non scherzo. Ma ora che siamo endemi, il momento della verità è arrivato. Io ti ho ingannato, Amalia. No, non è vero. È perché sta commedia? Tuo marito ha messo incinta mia moglie Rosalia. E io mi devo vendicare. Ma io non la uccido! Questo è un momento che la paga per tutto! Bravo. Ma vado subito e io vado a uccidere! L'ammazzi. Tu finisci in galera. E i 5 figli all'orfanotrofio. Zitta, fatente spazzim disgraziata! A un traditore come te non cerco consiglio! Poi perché, brutto, fatente e merda, facendo che sta a fronte a me, che è accucchiata, una soddisfazione morale! No. Io sono un metallurgico, Amalia. Mi sono civilizzato. Sto disgraziato pozzo passare nuoia! A me ora la testa ne funziona. Conta la giusta. È che te ti vuoi medicare della tua moglie perché ti ha messo le corna, eh. Sei qui che muori dalla voglia di fare la cavalleria rusticana, allora avanti, sparaci. Così la facciamo finita. E no, ma Docheo Carmelo metallurgico non spara. Ma Docheo, noi stiamo decidendo per lo sciopero a singhiozzo. Volevamo sapere che cosa ne pensa la tua squadra, eh? Non signore, non si sciopera, basta. Ma che dici? E dico che basta. Sta camorria di scioperi, disordini, cambiamenti. Sto casino che ci ha montato la testa a tutti, che nessuno ci capisce più niente con sto progresso. Perché tutta una fregatura è. Era meglio prima, e uno ci sparava e non ci pensava più. Sparava? Ma chi dico io? Fatti i fatti tuoi. La squadra mia non sciopera. Ordine ci vuole, capito? Perché i conti devono tornare. E se i conti non tornano, come va avanti una fabbrica? Come va avanti un paperazzo se i conti non tornano? Ma io quanto è vero Dio i conti li faccio tornare. Là, tieni mente, sta sempre là. L'aveva notato pure un mese passato. Io non volessi pensare che me l'avesse mandato marito, ma... No, che è un rompescatole, sta là per me, non ti preoccupare. Beh, comunque, io testimone non ne voglio. Tu ti sei preparato, sì o no? Come disse il dottore, 8 giorni di astinenza. Ecco qua, questo è il programma della temperatura basale. Io e cura al monaco l'ha già seguita alla lettera. I giorni sono fecondi, la temperatura sta aiuto, l'ovulazione è in alto e quindi rattera fa. Temperatura basale fino a chiaramare. Ma perché ogni mese mi porti queste minchiate di prove mediche che mi fanno venire l'urto dei nervi? Perché te l'hai detto? Che c'hai io fiducia? Non signore, ha da essere chiaro, che non si fa per piacere, si fa per dovere. Già, per te è facile, ti metti là. La colpa non ne ha mia, è una croce che mi ha portato. Ma per me, che te credi che si fa così? Ma tu che vuoi a me? Poi Carmè, io non tengo tempo da perdere, capite, Carmè? Ci sono i suoi problemi. Perché un uomo, in certi casi particolari, dovrebbe essere aiutato. Aiutato? Tu a me mi fai schifo. Io mi sacrifico soltanto per fare spietto al marito, ma che chi fa ancora più schifo a te. Ma non posso partecipare. Al massimo si muore a un'occhiatina. No, non ti dare disturbo, non c'è bisogno. Quello che si deve fare, si farà. Pipì. Pipì. Ma come, non fosti convocato per questa mattinata? È una mattinata molto importante. E che fai, te ne vai? Io un disgraziato sono, un poverazzo con le pezze al culo, un uomo di niente, come dici tu. Ma ho altro che fare. E poi non mi diceste di lasciare in pace? Vabbè, fa come tu pare, ma vede che ti perdi una bella scena. Ah, ecco chi tu? Chi tu?
È meglio se c'è. Così andrà a raccontare a chi lo manda come risolve certe cose un uomo civile. E saresti tu l'uomo civile? E perché? Perché c'è l'automobile, Eccolo, brigadiere Amilcare Finocchiaro. Oggi con quello vi faccio divertire. Che puoi fare, Mimì? Attento che è armato. Non ti preoccupare, non c'è pericolo. Tutto è stato previsto nei minimi particolari. Tutto l'ingranaggio fu preparato, organizzato e controllato. Finalmente è arrivato il momento di fare i conti. Non fare fesserie. Tutto procede secondo i piani stabiliti. Comincia lo spettacolo. Signora Maddocheo, vi bacio le mani. Che vai cercando? Addio. Ora tu devi venire in chiesa con me. Tu ti vedo io che ti non voglio parlare, parla con l'avvocato. Ah, non hai più tempo di avvocati. Questa creatura innocente porta il nome mio o no? E allora ci devono vedere tutti come quella grande famiglia che siamo. No, io non ti chiesto con te, non ci vengo. Ci porta a cauci un monino. Oh, te, ma che cos'è che vuoi fare? Sei matto. Io ho da buttare, ci mangio i cori. Zitta, cammina, e da non c'entra. Brigadiere Amilcare Finocchiaro, permettete due parole. State dicendo a me? Sì, signore, a voi. Brigadiere Finocchiaro, dico proprio a voi. Se non vede stupa, me ne permettete due parole? Ma io sto entrando in chiesa. È cosa di un momento. Tanto per mettere a posto le cose alla luce del sole, qua in piazza, davanti agli amici, come si deve fare fra gentiluomini. Dato sì, come tutti sanno, che la creatura della mia signora è figlia a voi, e che quello che la vostra signora partorisce fra qualche giorno è figlia a me. Se siete d'accordo, quando nasce, quando sgrava, ce lo scambiamo. A voi il vostro e a me il mio. E così mettiamo a posto tutta sta confusione di onore, di giadimenti. Regolarizziamo. E poi, come si dice, un bastardo per uno non fa male a nessuno. Io non so se mi spiego. Che sta dicendo? Che sta dicendo? Che dici? La verità, marito mi bello. Tu mi hai fatto il corno a me, sì. E io t'ho già fatto il corno a te. E sì, cornuto, brigadiere. Stiamo parapatta e pace, ma non ti piglia collera, tanto come padre. Non fatendo sei tu, non fatendo è is. Siete rogliati che merda tutti e due. Ma guarda che mi ha fatto me, ma io vi sparo. Quanto per amare, io vi sparo. E attenzione, signori, che qua un brigadiere spara. Io ti sparo. Spara. Spara. E spara. Spara, brigadiere. Provocazione grave, non vi preoccupate. Io non ho sparato. È stata tu. Tu fu. Io lo sparai. Io scherzavo. Non è mica stato lui, ma è stato quell'altro. Ma l'avete visto anche voi che è stato quell'altro. L'avete visto tutti. Ma non è mica stato. Non ho sparato io. Quell'altro. Tu non c'è Madonna mia. È stato quell'altro. Madonna dello Carmine. Oggi il mio Minuzzo mi ha chiesto che cos'è che è l'onore. E io ci ho risposto che lei è una gran stupidata. Come quando lui gioca alla guerra, che si dimentica che è un gioco e alla pippina si fa anche male. Ed è per questo che il papà sta in galera, ci ho detto. Per me le cose al mondo vanno così storte, perché c'è una gran confusione nella tua testa. Insomma, nella testa di tutti. Perché le cose siamo noi, e quindi ce lo meritiamo, hai capito, Carmelotto? Te pensaci su, e vedrai che quando esci da quel postaccio lì sei cresciuto. Voglio dire, sei diventato semplice come un bambino che le capisce le cose vere. Picciotto. Voi, perché mi venite a sfottere? Che ci fate qua dentro? Sono in visita ufficiale. Ingratitudine. Ti ho fatto avere il minimo della pena. Ti sei fatto un nome di rispetto, hai difeso l'onore, ora c'è l'amnistia. Che vai cercando, A me un delitto, l'onore non me lo pulisce, ma me lo sporca. Avete rovinato la vita.
La tua vita comincia adesso, cretino. I tempi sono maturi, è arrivata l'ora di prendere in mano le cose. Io ho bisogno di gente rispettata e ora tu lo sei. Quando esci ne parleremo. T'aspetto, eh? Io non ci verrò. Verrai, come se ci verrai. Anche perché nella tua situazione servono denari, tanti. Tu non sai ancora quanti. Lavoratori, votate Vito carico per un futuro senza scippi né scioperi, per un futuro di ordine, votate Vito Carico è sinonimo di legalità. No, aspettate. Io vi posso spiegare. Perché io non volevo. Io vi posso spiegare. Iare! Non me la stare. Io non volevo. Io ci credevo anch'io. A un mondo migliore. A un mondo nuovo. Ma sono tutti cugini. Voi non lo sapete, ma sono tutti cugini. Tutti cugini sono. Aspettatemi. Non fuga, papà mia. Non mi lasciate! Iare! Iare! Iare!